È rivolto a 15 giovani disoccupati che hanno bisogno di riqualificarsi o di imparare un nuovo mestiere. Sono aperte fino al 15 luglio le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per diventare cameriere, organizzato dall'Accademia del Turismo di Lavagna. Un corso finanziato da Regione Liguria e il Fondo Sociale Europeo che ha l'obiettivo di formare figure professionali che poi saranno inserite all'interno di ristoranti e strutture alberghiere in Liguria, in particolar modo nel territorio del Tigullio. Questo corso nasce da un'esigenza reale del territorio, per cui abbiamo diverse aziende che hanno già manifestato un interesse, quindi un impegno assunzionale delle persone che usciranno da questo percorso. Il corso è aperto a giovani disoccupati che quindi hanno bisogno o di riqualificarsi o proprio di imparare un nuovo mestiere. Le persone possono venirsi a iscrivere presso l'Accademia del Turismo di Lavagna entro il 15 appunto di luglio, poi le selezioni e il corso saranno nel mese di settembre 2019. All'interno di questo percorso sono previste ore di teoria, di laboratorio e un percorso di stage in azienda. Le ore di laboratorio sono mirate alla costruzione della figura del cameriere e alla sua funzione all'interno della sala ristorante. C'è poi anche una parte dedicata al bar. Le lezioni si terranno in lingua italiana, con anche la presenza di un codocente di lingua inglese per la parte di servizio. Ci sarà un approfondimento anche su tematiche quali le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio, quindi come vengono valorizzate, come devono essere valorizzate anche da chi serve e non solamente da chi cucina. Questo passaggio è molto importante perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sono uscite diverse dichiarazioni, diversi articoli di chef quali Bottura piuttosto che Maître, che appunto affermano come la figura del cameriere di sala sia importantissima, fondamentale, soprattutto anche nel valorizzare la cucina, una cucina che può essere una cucina di alto livello, ma che se poi non viene presentata, non viene venduta al cliente in maniera adeguata, con una conoscenza adeguata, si squalifica appunto e non ne viene dato il valore che veramente ha.